Luglio 2013, primavera 2015, 2 anni circa per arrivare a conquistare la regione Veneto. Il Partito Democratico scalda i motori e parte da Quarto d'Altino nel Veneziano, dove si sono ritrovati politici e sindaci di centrosinistra per una full immersion anche online. Dopo 40 anni di governo di centro e 20 di centrodestra, questa volta il Partito Democratico è convinto di potercela fare e non vuole perdere la sua occasione di governo. Il PD su questo deve giocarsi la partita fino in fondo, insomma, quindi superando le incertezze, qualche volta le timidezze che si hanno pensando che il Veneto è irraggiungibile. Oggettivamente per la prima volta si apre uno spazio per il centro-sinistra che forse c'era stato solo nel 95, quando Giancarlo Galan vinse col 37% dei voti. 2 anni per lavorare sui contenuti, ma anche per trovare la persona che li possa portare avanti, e non è detto che per trovarla servano le primarie. Le primarie sono uno strumento fondamentale, utile di coinvolgimento, vanno fatte quando e come servono, quindi anche con le primarie certamente se avremo più candidati, ma questo non esclude il fatto che invece una serie di forze che costruiscono un progetto possano trovare sintesi attorno a una persona. La macchina locale del Partito Democratico si è avviata e lungo il suo cammino non disdegnerà di recuperare anche i modelli usati per le amministrative, dove il PD si dimostra più forte. Si vince anche perché c'è un metodo di lavoro poi a livello locale che non è legato alle liste civiche aperte, e direi che questo metodo va trasferito anche a livello regionale. Cosa vuol dire liste civiche per la regione? Non liste civiche, anche un supporto di alleanze molto aperte. Approfittare della debolezza degli avversari. Intercettare anche molti delusi del centrodestra che non sono più convinti che il centrodestra, dopo aver governato per 20 anni, possa continuare a governare. Superare le problematiche interne, costruire un programma condiviso e soprattutto quest'ultimo che parli in maniera chiara ai veneti, in mezzo, 2 appuntamenti strategici per il partito. Nel 2014 votano più di 300 comuni del Veneto, quindi la metà dei comuni, e quindi quella è una tappa decisiva per capire, e ci sono anche le europee, e quindi noi avremo 2 appuntamenti assolutamente strategici per poter stabilire le basi per poi arrivare al 2015.